Eccola qui Premature N, la bambola speciale trovata sotto l'albero dagli operatori del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Una manciata di centimetri di lunghezza, 6 etti di peso, è in tutto simile a un bambino nato pretermine, a circa 25 settimane di gestazione, la piccola N. Esseri fragili questi che solo le sapienti mani di medici e infermieri riescono a ridonare alla vita. N è stata regalata dall'associazione Abam Onlus e sarà usata per la formazione. Ha la caratteristica di simulare le funzioni vitali come un bambino molto vero, insomma, la frequenza cardiaca, il respiro, il colore, i movimenti, e quindi questo manichino ci consente di simulare delle situazioni di emergenza o di urgenza nella rianimazione del neonato prematuro e quindi di formare medici, infermieri, ostetrici, operatori del SUEM per allenarsi alla rianimazione. Un tassello che si completa in quello che è un sogno per i medici di questo reparto di alta specializzazione: creare una vera e propria sala permanente delle esercitazioni. Perché lavorare insieme e in sinergia, sapendo esattamente cosa fare e come farlo, è fondamentale, soprattutto nella golden hour, la prima ora di vita di questi piccoli esseri umani. L'obiettivo è quello di migliorarsi continuamente, sia dal punto di vista delle cosiddette hard skills, cioè le competenze tecniche che dobbiamo sicuramente avere, ma anche dalle competenze comunicative, che sono fondamentali in condizioni di elezione, ma anche in condizioni di urgenza per la riuscita proprio della rianimazione. Vicenza è il primo centro veneto per prematuri a dotarsi di questo simulatore. Nel reparto ogni anno sono seguiti 250 neonati pretermine, 60 dei quali gravi.